Bello! Ma sembrate una gradinata da stadio, cavolo! Sarebbe bello ci fossero gli ultras degli attori, coi fumogeni. Dai Mauri, esprimiti con intensità! Facci un'espressione addolorata e piangerà tutta la balconata e sotto anche la sciura che è abbonata verrà in trasferta con noi a Macerata. Oh! Sarebbe una figata. Bello, io sono contento di fare tutte le fiction, il cinema, ma quello che amo è stare con voi e il live. Una bella leccata di culo al pubblico. No, il cinema è una figata, ragazzi, ve lo voglio raccontare com'è stare su un set perché devo trasferirvelo. Ti trattano benissimo, ti vengono a prendere con la macchina sotto l'albergo, non per carineria, ma perché non si fidano degli artisti, pensano che tu vada in un centro massaggi cinese. Arrivi, la troupe è sotto il sole da 2 ore, eppure ti sorride, ti danno una fotocopia con una battuta. Azione. Ti amo, dal primo momento che t'ho vista. Stop, fantastico, geniale, t'asciugano il sudore, portate il Polase a questo eroe, il telegatto è nostro. Poi ti intervistano, ti dicono, ma com'è stato affrontare questo ruolo? Affrontare? Con 8 ore di trucco. Che cazzo ne so, chiedete ai truccatori. Io mentre mi truccavano ammazzavo le marmotte sul cellulare. C'è una truccatrice nel film dove sono adesso, fantastica, mi ha suggerito una delle battute che amo di più. Era da sola, doveva truccare 20 persone. Ah, oh, non mi mandano un aiuto. Voleva un aiuto truccatrice. Finalmente glielo mandano. Sei contenta? Ma che contenta? Oh, mi ha mandato questa che dice che lavora a Hollywood, che ha truccato su Batman. Che cazzo devi truccare a Batman? C'ha la maschera, oh! Meraviglia! E mandiamo un bacio a tutti gli amici. Ciao, t'ho preso per il culo, scusami. Ma a me nel cinema piace un po' prendere per il culo gli attori, quelli ammalati di recitite, diciamo. Quelli... Mauri, per essere un bravo attore devi essere naturale, come nella vita. Devi essere sempre te stesso, come me. Io rido, scherzo, vado all'Ecom. Ecco, se divento così o sono già così, potete prendermi a calci nel culo con i Dr. Martins fino in Cappadocia. Ma la roba più figa è quando spalano merda su tutti, ma quando muore un collega attore. Hanno subito una foto da postare su Instagram insieme a quell'attore. Ma come fanno? Ce l'hanno subito, dopo un secondo. Hanno una cartella nel desktop con scritto colleghi cagionevoli, non lo so. C'è una campanella. Ale, ci mancherai. Ma non gliene frega niente di Ale. È solo che in quel momento le luci della ribalta sono su di lui e lui vuole fottergli la scena anche nell'ultimo secondo. È quello che scrivono sotto i post. Ciao Ale. Io mi ricordo quando muovevi i primi passi sulle tavole di legno e mi dicevi come fai a essere così bravo? Ma tu, da grande artista quale sei, hai iniziato a ricopiarmi. Sarà difficile andare in scena a Vicenza martedì e poi anche il 28, il 29. Grazie. Ma anche se non ci sono più posti su Ticket One, c'è qualcosa in platea lassù. Una poltrona per te ci sarà sempre, Ale. Ciao Ale, insegna agli angeli quello che hai imparato da me. Beh, un po' di brivido lo fa, ma... I miei colleghi li amo, mi hanno insegnato delle cose fantastiche, un mestiere bellissimo, tipo riuscire a recitare le poesie quando ti trovi davanti a un teatro così, 2000 e passa persone, come si fa? Ho detto, Mauri, è facilissimo. Allora, se devi recitare una poesia, falla mezza in napoletano, che non si capisce tanto come parli, fai delle supercazzole, e poi nelle poesie deve esserci sempre un piccirillo, un vecchierello, e chiudi sempre con ocore.
Cazzo, funziona! Funziona! Vi chiederò adesso una poesia a caso, cioè una parola a caso, e improvviso, vi faccio vedere come funziona, è incredibile. Prego di credere che non mi sono messo d'accordo con nessuno, vieni con la Stedi, chiedo a lui. Ciao, tu ti chiami? Giuseppe. Ciao Giuseppe, io e te ci conosciamo? Assolutamente no. Grazie, lo dici con un certo orgoglio, grazie Giuseppe. Allora Giuseppe, bello, bellin che c'è vicinanza, allora... Puoi dire la parola che vuoi, veramente sbizzarrisciti, sii pure bastardo, che tanto improvviso e la troviamo in qualche modo. Vai Giuseppe. Non viene in mente nulla. È un vuoto pneumatico, fantastico. Complimenti, il pubblico di Zelig selezionato. Chiedo a lei, la parola che vuoi, lanciati. Magia. Magia? Ah, fantastico titolo, magia, tanto prendo tempo. Fa parte del ciclo dei grandi giochi di prestigio di Tino Capozzo, che scrisse nel 1921. Andiamo a sentire Magia. Amussiz che vedesso mon. Se non capisci la poesia, porca troia. Amussiz che vedesso mondo. Tante cose l'ho fatte che incanta la gente, come a musica o teatro, ma quando volesse creare sospensione in coppa o pubblico, a facesse a magia. A stava indovinando a carta d'into mazzo, sceto, nu picciril. Che dicesse che este a bellezza o mondo, che d'into mazzo 4 denari, solo tu sai. E a stava facendo sparire la donna segata in mezzo a due, nu vecchierel. Che vedesse picciril estasiato da un gioco di prestigio, dicesse, ah tu credi che la magia sia cosa più grande e bella assai, ma vera cosa che deve fare, sparire, apparire, creare, boccafiato, dentro vita, è o cuore. È un bel titolo però! Bello! Che bello giocare con voi, grazie! Allora chiedo sempre, prima di congedarmi, se no sembra che siamo d'accordo, c'era qualcuno che aveva qualche titolo proprio bastardissimo? Cosa? Cocomero? Cocomero è una delle poesie minori, ma è facile, fa parte del ciclo dei grandi frutti estivi. Amussiz che vedesse mondo, tante cose l'uomo ha fatto che nutrì se stesso, come i carboidrati e proteine, ma quando arrivasse estate, avesse sete, mangiasse o cocomero, stava sputacchiando seme cocomero a mitraglia, nu picciril che dicesse che sta bellezza o mondo, con cocomero taglia tutto bello assai, e stava... È un bel titolo. E stava vendendo 5 R a fetta in coppa tangenziale nu vecchierel che adesso piccirille estasiato da un nutrimento dicesse tu credi che cocomera anguria sia cosa più grande e bella assai, ma vera cosa che deve essere fresca, polposa e bella d'inta vita e una bella figa in seconda istanza